In questa finale qua hanno partecipato 22 persone e 7 di queste hanno il diritto di passare alla finale italiana praticamente, a Lignano Sabbia d'Oro. La serata si è svolta in 3 uscite, una casual, una elegante e una in costume. Su queste 7 persone sono arrivato secondo e ho vinto la fascia di Mister Eleganza. Io nella vita faccio il magazziniere qua a Montebelluna, in zona industriale, da 2 anni ormai, da quando ho finito la scuola superiore. Ho fatto l'Ipsia Giorgia a Treviso, indirizzo termoidraulico. Attualmente sì, pratico palestra, ho giocato a calcio per parecchi anni, ho fatto anche atletica. Mi piacerebbe comunque lavorare nel mondo della moda a 360 gradi, che sia tra le sfilate, le passerelle o comunque anche nei backstage. Penso che si entri avendo molta esperienza comunque nel settore delle passerelle, lavorando con grandi marchi, comunque diciamo che c'è uno sviluppo insomma in questo mondo. Come ci si sente? Allora, diciamo che sono ancora alle prime armi, quindi i miei amici così ogni tanto mi prendono anche un po' in giro, così scherzando, però comunque sono felici anche per me. È una bella esperienza comunque quello che ho fatto, soprattutto perché quando i tuoi genitori leggono il tuo nome sul giornale per una bella cosa, sono felici, ecco. Sono contenti di quello che hai fatto. Hai la fidanzata? Sì, da 2 mesi, pochissimo. Si può dire il nome? Sì, Jessica. E lei è contenta che... Sì, è contenta. Non è gelosa? Un po' sì, ma è normale, dai. Diciamo che mi sto allenando in palestra, sono appena tornato dalle ferie, quindi devo prepararmi per bene. Sì, mi sto allenando in palestra e diciamo che comunque c'è una base sotto per sfilare e tutto, quindi sotto quel punto di vista non serve neanche che mi alleni.